Beh, i problemi nel caso dello svezzamento può essere che, non so, con il vento si accumulano alla superficie dell'acqua delle alghe e una massa d'alghe tale per cui magari imbratta le reti, imbratta le vasche, eccetera, e quindi bisogna il più presto possibile ripulirle perché passi l'acqua e quindi gli animali continuino a vivere. In piena estate un problema di questo tipo nel giro di una notte si può anche perdere del prodotto. E in ogni vasca di queste sono circa 1 milione di esemplari, quindi 1 milione di esemplari in teoria dovrebbe dare 1 tonnellata di prodotto alla fine del ciclo. In teoria, perché immagino ci siano delle variabili. Sì, in ogni fase della produzione del ciclo ci sono le fasi, diciamo, le potenziali fasi di mortalità. Poi può succedere che gli animali arrivano al 100%, al 90% a fine produzione, può essere che arrivano magari al 60, al 50, proprio dovuto a delle mortalità per la temperatura, mancanza di ossigeno, minor quantità di alimento, rimangono in una fase, diciamo, si dice starvation in inglese, cioè senza sufficiente alimento, diciamo, per poter crescere. Ecco, sono i problemi principali legati alla produzione.